sulla terra non desidero che te. Io resterò sempre con te, ovunque mi manderai, ti ascolterò, ti seguirò, ti ascolterò, ti seguirò. Io in cielo fuori di te, e sulla terra non desidero che te. Io in cielo fuori di te, e sulla terra non desidero che te. Io voglio te. Io voglio te. Io voglio Grazie Signore. Ti ringraziamo Signore per questa giornata, per come tu Signore rinnovi giorno dopo giorno le tue compassioni Signore. Ti ringraziamo perché siamo qui riuniti, perché abbiamo la libertà di farlo Signore. Vogliamo alzare le nostre voci per lodarti e benedirti Signore, sapendo che ci sono luoghi dove quasi il pensiero può costituire un pericolo se si pensa a te Signore. Benedici questo tempo, Signore, fa che veramente possiamo godere l'uno dell'altro, Signore, perché abbiamo un privilegio nell'essere tuoi e nell'essere insieme. Signore, benedici questo tempo che passiamo insieme, Signore, fa che possiamo aprire il nostro cuore a te, lodarti, benedirti, innalzarti, Signore, prima di presentarti le nostre richieste. Signore, sappiamo che nella lode c'è liberazione, Signore, c'è gioia. Fa che possiamo godere tutti insieme, Signore, di questo questa mattina. Padre, ti ringraziamo per Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Nel buio canterò, so che mi ascolterai, e mentre aspetterò, come l'aurora verrai, chi temerò contro i nemici miei, combatti al posto mio, nelle battaglie sei il solo scudo ed io chi temerò. Io so chi mi difende e avanza insieme a me, l'armata del mio Dio è sempre accanto a me, colui che è l'Eterno
verrai, la mia salvezza in te, per me trionferà. Ti temerò, ti temerò. Io so chi mi difende e avanza insieme a me. L'armata del mio Dio è sempre accanto a me. Colui che è l'eterno, migliore amico egli è. L'armata del mio Dio è sempre accanto a me. Nessun'arma contro me potrà resistere a te. Ricorderò le promesse tue, sei fedele, sei fedele. Nessun'arma contro me potrà resistere a te. Ricorderò le promesse tue, sei fedele, sei fedele, sei fedele. So chi mi difende e avanza insieme a me. L'armata del mio Dio è sempre accanto a me. Colui che è l'eterno, migliore amico egli è. L'armata del mio Dio è sempre accanto a me. Io so chi mi difende e avanza insieme a me. L'armata del mio Dio è sempre accanto a me. Colui che è l'eterno, migliore amico egli è. L'armata del mio Dio è sempre accanto a me. L'armata del mio Dio è sempre accanto a me. Le paure non sono più schiavo, sono un figlio di Dio. Delle paure non sono più schiavo, sono un figlio di Dio. Mi hai chiamato a te con una melodia e mi circondi col tuo amore che mi libera dai nemici miei. Hai distrutto le paure. Delle paure non sono più schiavo, sono un figlio di Dio. Delle paure non sono più schiavo, sono un figlio di Dio. Tu hai scelto me dal grembo di mia madre, per nome tu mi hai chiamato. Eri nato
delle paure non sono più schiavo, sono figlio di Dio. Delle paure non sono più schiavo, sono figlio di Dio. Salvato e canto forte che sono figlio di Dio. Tu apri mari e calmi le tempeste, le mie paure hai cancellato. Mi hai salvato e canto forte. Non sono più schiavo, sono figlio di Dio. Delle paure non sono più schiavo, sono figlio di Dio. Come un vasaio tu sei, la mia vita è tra le tue mani, plasmami e rimuovi tu ogni imperfezione da me. Tu non mi getti mai via, riprendi tutto da capo. Mi rimodelli, tu perdoni i miei sbagli, fai di me ciò che vuoi, portami dove vuoi, usa il mio dolore, offro il mio cuore, tutta la mia vita è tua. Come dell'oro sarò, passerò in mezzo al fuoco, ma so che resti con me, nella fornace io e te. Il fuoco non mi consuma, mi rende sempre più puro. Io sarò come te, a tua immagine, fai di me ciò che vuoi, portami dove vuoi, usa il mio dolore, offro il mio cuore, tutta la mia vita è tua, fai di me ciò che vuoi, portami dove vuoi, usa il mio dolore, offro
offro il mio cuore, tutta la mia vita è tua. Io non morirò, anzi io vivrò, racconterò le tue opere, racconterò il tuo miracolo in me. Io non morirò, anzi io vivrò, racconterò le tue opere, racconterò il tuo miracolo in me, in me. Fai di me ciò che vuoi, portami dove vuoi, usa il mio dolore, offro il mio cuore, tutta la mia vita è tua. Fai di me ciò che vuoi, portami dove vuoi, usa il mio dolore, offro il mio cuore, tutta la mia vita è tua. Mi hai liberato per liberare, mi hai liberato per liberare, mi hai liberato per liberare, mi hai liberato per liberare. Qualche informazione sul convegno di Porte Aperte. Per chi non conosce l'opera di Porte Aperte, è una missione che opera a fianco dei fratelli perseguitati per la fede in Cristo. Cioè laddove la persecuzione non è una persecuzione etnica, economica, di genere, è una persecuzione legata al conoscere Cristo, all'essere cristiani. Allora il convegno sarà a Bellaria Egea Marina dal 10 al 12 maggio e ho messo nel gruppo il tema è Disturbaci Signore, ed è ispirato, diciamo, tratto da una preghiera che Sir Francis Drake, adesso vi spiego chi è, ha fatto una preghiera a Dio. Sir Francis Drake era l'ammiraglio capo della flotta inglese al tempo del regno di Elisabetta I. Lui era un corsaro, cioè non era un pirata, un corsaro, nel senso i corsari erano quelli che navigavano per mare e sia per commercio che per combattimento. Non era un santo, era un corsaro, ma confidava in Dio e ha fatto questa preghiera dove chiede al Signore di disturbarci. Allora, ora vedremo un video che è il video di ispirazione e di, come dire, che ci condurrà in tutto il convegno, dove la voce di sottofondo legge
questa preghiera e poi vi darò qualche altra informazione, ma intanto ascoltiamo questo breve video, vediamo questo breve video che veramente io lo ritengo piuttosto forte. Quando i nostri sogni si sono avverati perché abbiamo fatto sogni troppo piccoli. Quando siamo arrivati sani e salvi perché abbiamo navigato troppo vicino alla riva. Disturbaci, Signore, quando con l'abbondanza delle cose che possediamo abbiamo perso la sete per l'acqua della vita. Quando troppo innamorati della vita qui abbiamo smesso di sognare l'eternità e sforzandoci per costruire una nuova terra abbiamo permesso che la nostra visione dei nuovi cieli si offuscasse. Disturbaci, Signore, per usare con più audacia, per avventurarci nei mari più aperti, dove le tempeste mostreranno la tua maestria, dove perdendo di vista la terra troveremo le stelle. Ti chiediamo di allargare gli orizzonti delle nostre speranze e di farci entrare nel futuro con forza, coraggio, speranza e amore. Allora, naturalmente, il disturbaci vale anche per noi, non soltanto per Francis Drake. È un argomento veramente che si apre a tantissime sfaccettature e credo veramente che per chi vuole farsi disturbare questa sia un'occasione buonissima, insomma, quindi per chi vuole unirsi le iscrizioni sono ancora aperte, ci sono ancora posti, anche se i partecipanti sono già tanti. Ma vi chiederei, per chi si iscrive, se per favore me lo fate sapere, un po' anche per organizzare le auto. Noi, purtroppo, per fortuna, non so come dirlo, abbiamo posto solo all'andata perché al ritorno dovevamo prendere nostro figlio Davide e sua moglie al rientro, quindi abbiamo dei posti all'andata. Però appunto se mi fate sapere chi c'è, magari così ci organizziamo anche un pochino. Allora, gli ospiti del convegno saranno due fratelli, due fratelli non fra loro, due nostri fratelli. Uno è coordinatore delle attività di Porte Aperte nel Corno d'Africa, è un missionario. Il Corno d'Africa è un postaccio, diciamo l'Africa in generale non è un gran bel posto per i cristiani, e nel Corno d'Africa il paese più perseguitato è la Somalia, secondo posto della World Watch List. C'è la Corea del Nord, subito dopo c'è la Somalia, ma ci sono altri paesi, sono 8 i paesi del Corno d'Africa, e questo fratello è responsabile coordinatore dei progetti di tutta l'area. E il secondo ospite è un fratello che invece è responsabile delle attività nel sud-est asiatico, quindi in paesi diciamo dove, vi faccio l'esempio di un sud-est asiatico strano, nel senso le Maldive, che ve l'avrò detto già altre volte, è un paese dove la persecuzione è altissima per i cristiani. Non stiamo parlando dei cristiani che vanno lì in vacanza, stiamo parlando di abitanti delle Maldive che conoscono Cristo e si convertono. Lì la cultura musulmana è veramente coprente, diciamo, e la persecuzione è molto alta. Quindi ci saranno questi due ospiti. Vi invito a partecipare. Chi ha partecipato ai convegni di Porte Aperte è tornato diverso, ma come sempre quando entriamo in contatto con Cristo, ma il metterci a fianco di chi soffre per la fede, e pensando che queste cose potrebbero succedere anche a noi, non è che siamo lontanissimi, insomma, credo possa fare bene alla nostra crescita spirituale. Quindi vi invito e vi prego appunto, se andate, magari se me lo dite, mi fate un favore. Grazie, Dio vi benedica.
Pace a voi e a chi non sono riuscito a salutare, sono qui. Quello che sto vedendo io mi sta facendo molto male, veramente mi sta molto facendo male, perché noi fra poco, io mi auguro di no, ma entreremo in una terza guerra mondiale. È alle porte, perché si sta muovendo un po' tutto perché questo avvenga. E il problema è che alcune chiese evangeliche in Italia, diverse chiese evangeliche in Italia, purtroppo, lo devo dire, e lo dico pubblicamente, perché l'ho detto anche ad altri, tifano per Israele. Sono tifosi di Israele. Il Signore non ci ha chiamato a essere tifosi di nessuno. Gesù ci ha detto: pregate per la pace in Gerusalemme. Vuol dire che dobbiamo pregare affinché ci sia pace in Gerusalemme. Poi non voglio parlare sul discorso Israele, casomai faremo uno studio per vedere l'Israele spirituale qual è. Chi è l'Israele spirituale? Bene? Un solo verso della Bibbia vorrei che qualcuno mi potesse insegnare, perché sono pronto a ricevere un insegnamento sicuramente, dove Gesù ci ha detto di fare guerra al nemico. Un solo verso della parola di Dio. E mi chiedo, se Gesù oggi fosse qui nel nostro mezzo, il popolo di Israele cosa penserebbe di Gesù? O cosa direbbe di Gesù? Non sto parlando degli ebrei messianici, perché quelli hanno fatto un'esperienza con il Signore e lo hanno ricevuto quale Signore e Salvatore. Forse si sentirebbero detti, ancora oggi si sentirebbero detti da Gesù: siete dei sepolcri imbiancati. Lo ha detto Gesù, lo diceva al popolo. Noi dobbiamo fare molta attenzione, dobbiamo pregare affinché ci sia pace in Israele. In mezzo ai palestinesi noi abbiamo tantissimi fratelli che hanno sperimentato il Signore, che hanno fatto un'esperienza con il Signore, sono nati di nuovo e si trovano in mezzo alle bombe. Però non si prega per loro. Questo mi fa male. In qualità di pastore mi fa molto male e spero che la comunità che Dio mi ha dato da servire possa avere gli occhi aperti su queste cose. Dio ci chiama a pregare gli uni per gli altri e per la pace e non schierarci da chi usa bombe. 2 di loro un giorno andarono da Gesù, e non è la predica che farò questa mattina, ma perché non volevano fare entrare Gesù in quella città, gli dissero: vuoi che facciamo scendere il fuoco dal cielo? E Gesù gli disse: voi non sapete di che spirito siete animati. E io mi chiedo: di che spirito è animato la Chiesa? Noi dovremmo avere lo spirito di Gesù. Gesù ha detto: io me ne andrò al Padre e vi manderò lo spirito. E noi dobbiamo avere lo spirito di Gesù, ognuno di noi. E dobbiamo avere una chiara visione di quello che sta succedendo e di ciò che la Chiesa deve fare, quello che siamo chiamati a fare, gli uni per gli altri. Fratelli, al martedì sera, quando vi riunite, pregate per la pace in Gerusalemme. Pregate, perché questo scatenerà, neanche immaginate, specialmente verso il popolo cristiano, una guerra, ancora di più. Noi dobbiamo pregare affinché ci sia chiarezza. Andiamo alla parola di Dio, gloria a Dio. Stamattina voglio parlarvi. Il messaggio della predicazione era, avete messo il titolo? Io pensavo. Seconda Re capitolo 5. Seconda Re capitolo 5. Iniziamo a leggere, poi ci fermeremo. Secondo libro dei Re viene subito dopo di Prima Re. Avete preso? Tutti? Altri guardano qui perché non vogliono portarsi la Bibbia. È pesante, è vero la Bibbia? Ma il telefonino invece c'è. Quello è importante, anche quello si può leggere. Basta che non squilli. Or Naaman, capo dell'esercito del re di Siria, era un uomo grande e altamente stimato agli occhi del suo signore,
perché per mezzo suo l'Eterno aveva dato vittoria alla Siria. Ma quest'uomo forte e valoroso era lebbroso. Ora alcune bande dei Siri in una razzia avevano portato via come prigioniera dal paese di Israele una piccola fanciulla che era finita al servizio della moglie di Naaman. Ella disse alla sua padrona: «Oh, se il mio signore potesse andare dal profeta che è in Samaria, certamente egli lo libererebbe dalla sua lebbra». Così Naaman andò dal suo signore e gli riferì la cosa dicendo: «La fanciulla del paese di Israele ha detto così e così». Allora il re di Sirio disse: «Va pure e io manderò una lettera al re di Israele». Egli dunque partì prendendo con sé 10 talenti d'argento, 6.000 sicli d'oro e 10.000 cambi di veste. Portò quindi al re di Israele la lettera che diceva: «Quanto ti giungerà questa lettera, sappi che io ti mando dal mio servo Naaman, ti mando il mio servo Naaman perché lo guarisca dalla sua lebbra». Or dopo aver letta la lettura, il re di Israele si stracciò le vesti e disse: «Sono io Dio col potere di far morire o vivere? Che costui mi manda un uomo perché lo guarisca dalla sua lebbra? Perciò state ora a vedere che egli cerca pretesti contro di me». Quando Eliseo, l'uomo di Dio, seppe che il re di Israele si era stracciato le vesti, mandò a dire al re: «Perché ti sei stracciato le vesti? Costui venga da me e saprà se c'è un profeta in Israele». Così Naaman venne con i suoi cavalli e col suo carro e si fermò alla porta della casa di Eliseo. Allora Eliseo gli invitò un messaggero a dirgli: «Va a lavarti 7 volte nel Giordano e la tua carne tornerà come prima e sarai mondato». Ma Naaman si adirò e se ne andò dicendo: ecco io pensavo. Avevate detto: chissà il pastore cosa ci vuole dire questa mattina con io pensavo. Ecco, io pensavo, egli uscirà certamente incontro a me, si fermerà, invocherà il nome dell'Eterno, il suo Dio, agiterà la mano sulla parte malata e mi guarirà dalla lebbra. I fiumi di Damasco, l'Abana e il Farpar non sono forse migliori di tutta l'acqua in Israele? Non potrei lavarmi in quelli ed essere mondato? Così si voltò e se ne andò tutto infuriato. Ma i suoi servi gli si avvicinarono e gli parlarono dicendo: «Padre mio, ma se il profeta ti avesse ordinato una cosa grande, non l'avresti fatta? Tanto più ora che ti ho detto lavati 7 volte, che ti ha detto lavati 7 volte e sarai mondato». Allora egli scese e si immerse 7 volte nel Giordano. Secondo la parola dell'uomo di Dio, la sua carne tornò come la carne di un piccolo fanciullo e fu mondato. Poi tornò con tutto il suo esercito dall'uomo di Dio, andò a presentarsi davanti a lui e disse: «Ecco, ora io riconosco che non c'è alcun Dio in tutta la terra se non in Israele, perciò ora ti prego, accetta il dono dal tuo servo». Fin qui la parola di Dio. Wow! Era un siriano. Dio si servì di lui, si è servito di lui per avere una vittoria. Sapete, Dio si serve di chi vuole, quando vuole e come vuole. Siete d'accordo? Dio si serve anche dei nostri nemici, a volte per benedire la nostra vita. Quando meno te l'aspetti, che tu pensi che magari Dio sta portando avanti il suo progetto, il suo piano, il suo disegno nella nostra vita. E anche quando tu pensi che quella situazione, quella circostanza è avversa perché è un nemico, no, Dio sta usando le circostanze, perché Dio usa le circostanze. Quanti sanno che al Signore nulla sfugge? Non è come noi. Non sapevo. Ad esempio questa mattina, ve ne dico uno, no? Stamattina mi arriva un messaggio da Romeo e mi dice: «Pastore, questa mattina non ci sono in chiesa perché sto migliorando». Ho detto: «Ma io non sapevo neanche che eri malato». E lui mi ha detto: «Come? L'ho mandato giovedì sul gruppo di preghiera». E ho detto: «Perdonami, sono stato io che non...» Ma Dio non è così. A Dio non possiamo, lui non potrà dirci: «Ma io neanche lo sapevo».
È stato bello la testimonianza di domenica invece di Luca, che ha detto: ma io sono cattolico, ero cattolico, e Dio gli ha detto: io neanche sapevo che tu eri cattolico. Non che Dio non lo sapesse, ma fargli capire che nel regno dei cieli non ci sono solo gli evangelici. Che noi diciamo, no, usiamo queste cose. Nel regno di Dio ci sono tutti coloro che hanno lavato le proprie vesti nel sangue dell'agnello, di Gesù Cristo. Quest'uomo era un uomo forte e valoroso, ma era lebbroso. A volte noi guardiamo le persone che sono vicino a noi, sono bravi, hanno il potere, hanno delle capacità, sono stati bravissimi a formare le aziende, a farsi qualcosa di straordinario, un impero, però se non conoscono il Signore, se non hanno un'esperienza con il Signore, hanno la lebbra. Perché sapete che biblicamente la lebbra è il peccato. Sono peccatori e sono privi della gloria di Dio e non possono comprarsi la salvezza, perché la salvezza è per grazia. Quest'uomo era un uomo vittorioso, un uomo forte, ma era lebbroso. Vogliamo ricordarci che le persone che sono intorno a noi non li ammiriamo per quello che loro sono diventati e hanno fatto, ammiriamoli perché sono figli di Dio, se hanno conosciuto il Signore. Questo è importante nella nostra vita, è molto importante. A volte sentiamo degli apprezzamenti sulle persone, ma disapprezziamo i figli di Dio che conoscono il Signore. Eppure la parola di Dio dice: sono gente santa, sono le più onorate. Siete d'accordo? Cioè il Signore esalta. Pietro dovette fare questa esperienza sapendo che Dio si serviva di chi voleva, quando voleva e come lui aveva il desiderio. In Atti capitolo 10 al versetto 34 e 35 l'apostolo Pietro realizza che quando era a casa di Cornelio, allora Pietro, aperta la bocca, disse: in verità io comprendo che Dio non usa alcuna parzialità, ma in qualunque nazione chi lo teme e opera giustamente gli è gradito. Gli è gradito. Dio non fa nessuna distinzione di razze. In qualunque nazione, in qualunque posto, di qualunque razza, di qualunque colore. Dio guarda il cuore, fratelli miei, ed è importante. Una ragazzina che era schiava, una ragazzina che era stata presa come schiava in questa casa, al posto di odiare il suo padrone, era lì come schiava, che cosa fa? Invece lei no. Lei inizia a parlare che c'è un profeta in Israele che è capace, che ha autorità da parte di Dio per guarire. Hai mai pensato che dove Dio ti ha portato, nel luogo di lavoro, nel posto dove tu sei, in qualsiasi posto, o nel condominio, in quel luogo dove Dio ti ha posto, e tu li vedi come nemici intorno a te? Vedi che qualcuno, non posso mai dimenticare quando andai a casa di una sorella nel condominio, mi disse: da quando sono arrivato qua sono arrivato all'inferno. Dice: proprio è una cosa incredibile, io lavo le scale, loro mi passano e mi sporcano e poi mi prendono in giro e poi mi dicono, e poi parlammo insieme, ma cerchiamo di adoperare qualcosa per conquistarli. Allora iniziò a mettere in atto quello che gli avevo proposto. E piano piano iniziò a convertirsi 2 persone di quel condominio. Poi si convertirono altri 2 di quel condominio e al giovedì sera tenevano una riunione di preghiera in quel condominio. Hai mai pensato che Dio ti ha messo in quel posto perché tu possa essere di benedizione? Hai mai pensato questo? Questa ragazza fu di benedizione, era schiava. Eppure per questo uomo lebbroso, che guardate che la lebbra allora non è come oggi, che ci sono alcuni lebrosari, ci sono le cure. La lebbra allora era considerata la morte. Dovevi uscire, dovevi allontanarti dalla città, dovevi stare lontano da tutti. Questa ragazza era diventata una ragazza serva in questa casa. Ma lei ha avuto pietà di quest'uomo e gli ha detto: se
se potesse andare lì in Israele, c'è un uomo di Dio che può fare qualcosa. Quando noi guardiamo qualcosa, e adesso vi farò un esempio in questa scrittura che lo Spirito Santo mi ha fatto notare. Una ragazza schiava, e c'è un re che riceve una notizia per quest'uomo, era il re in Israele, e riceve una notizia da un altro re di prendersi cura di questa persona, e lui cosa fa? Si strappa le vesti, se le strappa di dosso e dice: sono forse Dio io, che posso fare qualcosa? Questa ragazza non si strappa le vesti, questa ragazza dice: c'è un profeta in Israele. Non siamo forse noi, tutti quanti noi questa mattina, sacerdoti e re? Lo siamo o no, per Dio? E quando ci viene data una notizia, quando qualcuno ci dice qualcosa, quando ci dice di pregare per qualcuno, prenderci cura per qualcuno, forse ci strappiamo le vesti e diciamo, forse non lo diciamo apertamente, ma lo stiamo dicendo: io non posso fare niente per questa persona. Ma non possiamo dire: io conosco qualcuno che può fare qualcosa per questa persona. Mi state seguendo? A volte ci strappiamo le vesti, quella veste che Dio ci ha dato. E il profeta lo sente questo, il profeta l'ha avvertito, e il profeta dice: ma chi è? Mandala da me, mandala da me. È importante che noi sappiamo che abbiamo un Dio che può tutto, che può tutto. Naaman, nel verso 11, si adirò e se ne andò, dicendo: ecco, io pensavo. E sapete, anche noi, non so voi, ma spesse volte anch'io l'ho fatto, tante volte io ho pensato che Dio agisce o agiva in maniera differente. Mi state seguendo, sì? Abbiamo fatto qualcosa, abbiamo presentato qualcosa al Signore, abbiamo detto qualcosa al Signore, e ora noi ci siamo fatti i nostri programmi, i nostri piani, i nostri progetti. Quindi io pensavo che Dio agisse in questa maniera, ma Dio non agisce come la penso io. Ti è mai successo? Dio non fa come pensi tu, ma io pensavo che Lui, io pensavo. E più delle volte mi sono trovato a parlare con dei fratelli della comunità e anche altre, di altre denominazioni, di altre chiese, altri fratelli. Ma sai, io pensavo, no, tu non devi proprio pensare. Quando noi diamo qualcosa nelle mani del Signore, dobbiamo smettere di pensare. E dobbiamo fidarci di Lui. Perché Lui farà. A volte noi vogliamo dire a Dio quello che deve fare. Avete mai sentito queste preghiere? Signore fa, che Signore fa, Signore fa. Quindi noi stiamo istruendo a Dio e dobbiamo far sentire quello che dobbiamo fare. Domenica scorsa abbiamo la predicazione di cosa è stata? Che ho predicato sui battesimi, no? Di Paolo e Sila. Dovevano andare in Asia, ma Dio glielo vieta dallo Spirito Santo. Ma come? Vanno in Bitinia? No, neanche lì dovete andare. Ma cosa sto facendo di strano? Perché Dio non voleva, Dio sa dove devi andare. Ma qual era il piano di Dio? Di salvare un carceriere. E come lo ha fatto? Tramite un terremoto. Avremmo mai pensato, ma non bastava che io gli parlassi del Signore, non bastava che io gli dicessi: guarda come è successo con Lidia. No, perché i piani di Dio non sono i nostri piani. Le vostre vie non sono le mie vie. Forse tu stai pensando che per tuo figlio o per tua figlia non c'è più nulla da fare. Pensi che le cose sono oramai perché tu la pensi in questo modo, ma non hai forse mai pensato che Dio sta usando una strategia? Che Dio ha un piano ben preciso? Quanti di noi questa mattina possono testimoniare che nelle cose più svariate che non avremmo mai pensato, Dio ci ha manifestato la sua gloria, proprio in quella situazione, in quella circostanza.
Non avremmo mai pensato, e io in qualità di pastore ve lo posso dire, in tante situazioni dove non avrei mai pensato che Dio parla in quella maniera, Dio ha parlato in quella maniera. Guarda che il Signore disse nell'Antico Testamento al suo servo che lui non era nel fuoco, che lui non era neanche nel terremoto, ma lui era in un piccolo venticello sommesso. La sua presenza era lì. A volte abbiamo bisogno. Una cosa che voglio condividere con voi, che ho toccato domenica scorsa, ma lo sto facendo perché? Perché desidero che la Chiesa che il Signore mi ha dato da servire possa aprire gli occhi. E io non posso fare altro che predicare la parola di Dio. Il resto lo fa lo Spirito Santo. Siete d'accordo? Ma sono in dovere di predicarlo. Oggi come vai su Facebook vedi di tutto e di più. C'è di tutto e più. Ai nostri tempi c'era soltanto la Chiesa e il pastore. E noi pendavamo dalle sue labbra. Servi di Dio, per carità, nessuno è perfetto. Ma non andavamo a ascoltare di qua, di là, di questo, di quell'altro, quello che dice quello e quell'altro. E com'è. Si svuotano le comunità dove si predica la parola di Dio e si riempiono le comunità dove non ti preoccupare. Dio ti ama lo stesso così come sei, non ti preoccupare. Non si predica più il ravvedimento. Eppure la prima predicazione che è stata fatta parlava proprio di ravvedimento. Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato. La predicazione è ravvedimento dal peccato. Non c'è conversione, non c'è ravvedimento. Dobbiamo riconoscere che siamo peccatori e abbiamo bisogno della grazia di Dio. È molto importante. Molto importante. Allora cosa dice qui la scrittura? Che quando gli va incontro, Eliseo lo fa venire da lui, ma Eliseo non esce nemmeno da casa. Mi state seguendo? Sì. Eliseo è un vero servo di Dio. Eliseo non ha bisogno di mettersi in mostra. Eliseo non ha bisogno di apparire. Eliseo non ha bisogno di telecamere. Eliseo non ha bisogno di tutto questo. A vedere il miracolo con la telecamera, il filmato che arriva, la gamba che si allunga, uno che si accorcia, l'altro che si... Eliseo non ha bisogno di tutto questo. Allora Eliseo gli invitò, al versetto 10, un messaggero a dirgli: va, lavati 7 volte nel Giordano e la tua carne tornerà prima e sarai mondato. Sapete dirmi perché Eliseo non gli va incontro, non lo tocca neppure? E perché lo manda nel Giordano? I veri servi di Dio non accendono i fari su di loro. L'uomo di Dio non è un mago, né un operatore di prodigi. Eliseo ha una chiara consapevolezza che la guarigione la può fare solo Dio. Solo Dio la può fare. E c'è un volere di Dio sulla vita di una persona. Perché il fatto che io a volte ascolti, Dio già ti ha guarito. Io sto pregando, ma Dio già ti ha guarito. È una falsità. Perché tu non sai il volere di Dio sulla vita di quella persona. Perché poi se Dio non lo fa, la stai mettendo in una crisi esistenziale. Che cos'è che mi sta bloccando la benedizione se Dio mi ha detto che mi ha guarito? Perché noi crediamo più alla creatura che al creatore. Noi dobbiamo fare molta attenzione. Quell'uomo meraviglioso nella scrittura, che io amo quel passo della scrittura, quel lebbroso che va ai piedi di Gesù e dice: Signore, io so che tu puoi. Ma prima dice: se tu vuoi, tu puoi. C'è prima la volontà di Dio. Qual è la volontà di Dio sulla mia vita? Io non lo so. E se questa infermità che io sto passando mi sta portando a conoscere di più il Signore, e se questa malattia, che io sto... No, ma la malattia non la manda Dio. No. Avete sentito questo, no? Però sappiamo che nulla, nemmeno, dice la parola di Dio, nemmeno un capello del nostro cade per terra se Dio non lo vuole. Quindi se Dio sta permettendo delle situazioni nella nostra vita, ci sarà un perché. Ci sarà un perché. Io ho scoperto tante cose nell'ammalarmi. Ho imparato tante cose nella malattia. Innanzitutto a comprendere chi è ammalato di questa malattia. Chi sta vivendo quella situazione.
Che cosa sta passando quella persona? È facile dare una pacca sulle spalle quando a te le cose vanno bene. È facile sentirsi su un gradino più alto quando tutto va bene. Adesso andate a dire a Monica quello che ha passato, quello che ha vissuto, quello che è stato lì. Andateglielo a dire. L'avresti mai scoperto questo, Monica, se non l'avessi vissuto? No. Mai compreso? Sederti insieme agli altri è una flebo che ti va qui, ore e ore, stare lì ad aspettare, guardare gli altri e la tua vita è su. Inizia a valorizzare la vita. Uno degli uomini più ricchi del mondo, quando è morto, quello che ha creato la mela, andate a vedere cosa ha detto. Mi potrei comprare tutto, potrei comprare la clinica più bella, potrei comprare la stanza più bella, mettergli i fiori, mettere le cose, ma non posso essere guarito. Perché quando Dio dice è finito, è finito. Torna a casa, se hai la casa. E se non hai la casa, sono guai. Qual è il significato? Deve scendere nel Giordano. Sapete che io amo, no, andare a vedere i termini. Sapete cosa significa il Giordano? Deriva dall'ebraico, vuol dire scendere, fluire. Il significato quindi è scorrere, che fluisce. Devi abbassarti, Naaman, devi abbassarti, tu sei il capo dell'esercito, ma tu ti devi abbassare. Se tu vuoi questa guarigione devi scendere nel Giordano, ti devi abbassare, devi andare lì. Devi umiliarti, devi lasciar fluire la grazia di Dio nella tua vita. Non è bello? Ditemelo. Vai nel Giordano. Gesù dove si è battezzato? E Giovanni cosa gli ha detto prima di battezzarsi? Ha detto, Signore, io non so, lascia fare. Ma aveva bisogno Gesù? No, ma cosa ci dice il profeta? Egli umiliò abbassandosi. Scese nel Giordano. Vuoi essere guarito? Vuoi essere toccato dalla mano di Dio? Scendi nel Giordano. Umiliati davanti al Signore. Aveva bisogno di essere umiliato. Lui vuole che, perché non esce da casa? Perché non si muove? Perché non gli va incontro? Perché lui desidera che la gloria vada al Signore. E non va dall'uomo, e non va a lui. Ah, ma sai, stiamo facendo un convegno, ascoltate, convegno, stiamo chiamando uno dei più grandi evangelisti. Stiamo vedendo, comunque si pagherà 50 euro a testa per le prime file, le seconde 20. Stiamo organizzando dei convegni, stiamo organizzando. Ma scusatemi, ma non ha detto forse Gesù dove 2 o 3 sono radunati in mezzo a loro, io sono in mezzo di voi? E se Gesù è in mezzo a noi, ma chi è che guarisce? Ho bisogno dell'evangelista che mi viene a mettere le mani addosso e guarirmi? Ho bisogno del tale e tale per farmi vedere la potenza, nulla togliendo il rapporto che ha con Dio, ma io non sto lontano da queste cose. Fratelli, il salmista dice: non a noi, o Eterno, non a noi, ma al tuo nome sia la gloria per la tua benignità e per la tua fedeltà. Perché direbbero le nazioni: dov'è l'Iddio loro? L'Iddio nostro è nei cieli e fa tutto ciò che gli piace. Gloria a Dio! È importante, lui non vuole su di lui fari che si accendono, non vuole che si attacca alla creatura, ma si attacca al Creatore.
non esce da quella casa. Lui vuole dimostrare che in Israele c'è un Dio, non c'è un profeta, c'è un Dio che guarisce. Mi state seguendo? Non c'è il profeta, perché una volta morto il profeta è morta la nazione, no, Dio è vivente, è sempre, in eterno. Non c'è il pastore Gianni in questa chiesa, c'è il Signore, e se io me ne vado ci sarà il Signore. No, pochi amen. Io lo devo sentire, perché prima che chiudo gli occhi io devo sapere, voi confidate in me o nel Signore. Ed è importante, i carismi passano, gli uomini vanno e vengono, ma Dio rimane. Il tuo rapporto, come abbiamo sentito Roberto questa mattina, vuole dirci qualcosa. Noi dobbiamo avere un rapporto personale con il Signore, perché chi ti porterà in cielo non sono io, è il Signore. Facendo così, scendendo in quel fiume, di Gerico, così veniva chiamato, cosa succede? Succede che diventa una nuova creatura. Sì, lo dice qui, il versetto 15. Dice: poi tornò con tutto il suo seguito dell'uomo di Dio, andò a presentarsi davanti a lui e disse: ecco, ora riconosco che non c'è alcun Dio in tutta la terra se non in Israele, perciò ora ti prego, accetta un dono dal tuo servo. La sua carne iniziò ad essere come la carne di un bambino, di un neonato. E questo non è opera d'uomo. Questa la può fare solo il Signore. E vedete, se noi scendiamo spiritualmente in quel Giordano, ci umiliamo, noi diventiamo nuove creature in Cristo Gesù. E la cosa è questa, che la lebbra che avevamo addosso, tutti riconoscono e vedono che quella lebbra non c'è più. Che è quello che non avevo considerato. Che Dio gli dice attraverso il profeta: devi gettarti 7 volte. E la prima volta lui esce fuori e si vede ancora lebbroso. La seconda volta esce fuori e ancora lebbroso. La terza volta. Provate a immaginare però cosa succede nella tua vita quando esci e ti vedi che non sta succedendo niente. Ma la settima volta, quando si è alzato, era completamente purificato. A volte noi vogliamo accorciare i tempi di ciò che Dio ci dice. Vogliamo vedere le cose subito. 7 volte. 7 è il numero perfetto. Io non so questo messaggio questa mattina per chi era, ma sono certo, sicuro, che era più di qualcuno questa mattina questo messaggio. Il Signore vuole che tu non pensi che le cose debbano essere fatte secondo il tuo modo di pensare, secondo il tuo punto di vista. Ma Dio dice: lascio ogni cosa nelle mie mani. Seconda cosa che il Signore vuole che noi questa mattina comprendiamo: abbiamo fiducia solo di Dio. Ringraziamo il Signore per ogni servo di Dio, per i doni, per i carismi che Dio ci ha dato, ha messo sul nostro fianco, sul nostro cammino. Ma sappi ascoltare la voce di Dio nella tua vita, che è più importante di qualsiasi altro uomo. Qualsiasi altro uomo. Gli uomini vanno e vengono e scandalizzano pure a volte. Dobbiamo fare molta attenzione a guardare il Signore, perché Lui è l'unico che non ci deluderà mai. La terza cosa che voglio dirti: fai tutto ciò che Lui ti ha chiesto di fare. Anche se non lo stai ancora vedendo, non perdere la speranza. 7 volte si è abbassato. E mi guardavo gli altri che lui si era portato, tutta quella schiera di persone che si era portati con sé, che erano lì a guardare quello che succedeva sulla sua vita.
Sì, perché gli altri vedono quello che succede sulla tua vita. Perché se tu lo racconti agli altri che hai conosciuto il Signore, gli altri vedono quello che sta succedendo nella tua vita. Sei d'accordo o no? Alziamoci in piedi. Amen. Posso avere i musicisti qua su, per favore? Possiamo chiudere i nostri occhi? Possiamo inchinare il nostro capo? A volte siamo spinti anche agli appelli a venire avanti, a chiedere preghiera, a far sì che il pastore possa pregare per noi, perché abbiamo una buona considerazione, a volte anche la preghiera dei fratelli che pregano per noi. Ma questa mattina io vorrei dirti, tu credi che il Signore è qui in mezzo a noi? Tu credi che Lui può venire Lui a metterti le mani su di te? A pregare con te, per te. Allora mentre canteremo un inno alla gloria di Dio, io vorrei che tu possa chiudere i tuoi occhi. E se ti senti come quell'uomo lì, scendi nel Giordano spirituale e chiedi al Signore di mondarti, chiedi al Signore di purificare la tua vita, di purificare le tue labbra, di purificare il tuo cuore, la tua mente, affinché tu possa confidare in Lui, affinché tu possa credere e non pensare le cose con il tuo punto di vista, con il tuo modo di vedere, ma di lasciare ogni cosa nelle mani del Signore e non perdere la speranza, a dire: Signore, rimetto questa situazione nelle tue mani, ti chiedo perdono. Se io volevo che tu agissi in questa maniera, io non lo so come tu lo farai, ma Signore, questa mattina io, attraverso il messaggio della tua parola, voglio credere che tu lo farai, Signore. Ai tuoi tempi, nel tuo momento, tu lo farai. Alleluia. Posso chiederti solo, se vuoi, se te la senti, di prendere per mano il fratello o la sorella vicino a te. Questo sì, puoi aiutarlo a pregare. Siamo qui per te. Alleluia. Gesù. Muoviti fra noi. Sì, Signore, muoviti in mezzo a noi. Quello che hai fatto già lo rifarai per noi. Gloria a Gesù. Grazie, Signore. Se gridiamo a te, i morti vivono, niente è impossibile, la tua presenza è qui. Farai miracoli, noi crediamo in te, nella potenza del tuo nome, Gesù. Farai miracoli, noi crediamo in te, nella potenza del tuo nome, Gesù. Crediamo in te. Tu conosci già Sei lo stesso ieri. ciò che è dentro Guarisci, noi, tocca questa mattina. nella prova basterà una parola tua. Ma solo tu sai fare, Signore, porta speranza. Farai miracoli, noi crediamo in te, nella potenza del tuo nome,
del tuo nome, Gesù. Vogliamo te, vieni e fai ciò che vuoi. Muoviti qui come solo tu puoi. Vogliamo te, vieni e fai ciò che vuoi. Muoviti qui come solo tu puoi. Vogliamo te, vieni e fai ciò che vuoi. Muoviti qui come solo tu puoi. Vogliamo te, vieni e fai ciò che vuoi. Muoviti qui come solo tu puoi. Farai miracoli, noi crediamo in te, nella potenza del tuo nome, Gesù. Farai miracoli, noi crediamo in te, nella potenza del tuo nome, Gesù. 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 Alleluia. Signore, grazie perché tu ti muovi in mezzo a noi, Signore. Grazie perché noi vediamo le tue opere potenti nella nostra vita e per questo ti vogliamo ringraziare. Signore, fa che ancora ciascuno di noi oggi possa umiliarsi per vedere l'opera tua risplendere nella nostra vita. Signore, non i nostri pensieri, non i nostri ragionamenti, ma l'opera tua nella nostra vita. E questo tante volte è difficile, c'è difficile, Signore, umiliarci, c'è difficile abbassarsi, ma noi desideriamo vedere, Signore, che tu possa operare in noi, Signore. Grazie ancora per la tua parola, per come ci hai parlato, grazie per la comunione fraterna, grazie per questo giorno di vita che ancora ci doni, Signore. Voglia tu ancora benedirci, riportarci alle nostre case, nelle nostre famiglie, e che possiamo essere tuoi fedeli testimoni, Signore, delle opere tue grandi nella nostra vita e nella vita di quanti ti vorranno accettare. Ti chiediamo questo, Signore, e ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Signore ci benedica.